Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive del vostro Marietto veneziano. Ieri abbiamo fatto i 3 mazzetti, tanto per cambiare un pochettino, e oggi facciamo le sibille. Vi ricordo sempre, per chi vuole fare le domandine, mi raccomando, il nome e la data di nascita. Poi a quelle persone che fanno le domande spesso, che sono gente che ci segue, sì, ma che poi propongono sempre la stessa domanda, è chiaro che noi preferiamo sempre farci conoscere a gente nuova. Quindi se magari avete già fatto questa domanda 2 mesi fa, è meglio o cambiate domanda o eventualmente, mi raccomando, evitate. Poi vi ricordo anche per gli amici di Face, è importante, se fate una domanda, è importante che, vi iscriviate prima. Non è tanto l'iscrizione, ma date a StreamYard la possibilità di far comparire il vostro nome, perché quindi, il problema è che noi non vedendo chi realmente scrive, non facciamo passare questa domanda. È importante capire questa cosa. Quindi per gli amici di Face, mi raccomando che siano iscritti a StreamYard. Poi vi ricordo che abbiamo anche 2 canali, cioè 2 gruppi, su Face, sul social Face, abbiamo il Casting Sacerdotale e Radionica Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, dove in questo momento stiamo trasmettendo live, siamo in diretta, oggi è sabato. Bene, poi vi ricordo anche che abbiamo un sito, il sito del capitano, in questo capitano.interviste.org, in questo sito il Marietto veneziano già dal 2015 ha inserito quindi 20 ebook di radionica, radiestesia, e possono essere scaricati, ne hanno già scaricati qualcosa come 150.000, 175.000, e con l'aiuto di Hildegard stiamo divulgando gratuitamente questo materiale. Contestualmente nel sito abbiamo anche una sezione shop dove si possono acquistare i nostri prodotti, che partono dal ciondolo, il ciondolo magico, che costa 150 euro più 10 euro di spedizione e può essere programmato. Questo ciondolo rappresenta un po' l'anima cabalistica e già chi lo acquista è già sulla strada giusta. In più abbiamo anche una sezione shop dove si può, dentro questa sezione si possono acquistare i sigilli consacrati fatti da Hildegard e dal vostro Marietto veneziano. Ce ne sono più di 52, sono sigilli salomonici, per chi vuole appunto può acquistare queste cose. Eventualmente per le persone più esigenti abbiamo anche dei riti propiziatori che sono praticamente fatti su misura. Non esiste un rito propiziatorio uguale all'altro, bisogna prima fare un consulto per valutare bene la strategia per attivare meglio il rito propiziatorio. Quindi per le persone che hanno dei desideri a parte i sigilli, si possono fare dei riti propiziatori per aumentare il campo magnetico, per la ditta, per il lavoro e per tutte quelle cose che urgono una raddrizzatina energetica, e vibrazionale. In più vi ricordo anche che dal lunedì alle 21:15 abbiamo Hildegard e anche al venerdì. Al mercoledì abbiamo il Marietto veneziano con Hildegard. Poi chiaramente vi ricordo che abbiamo il vostro Marietto alle 11:20 ogni mattina più o meno, a dipendenza. Vedo subito che Angie e passiamo alle domande. Vediamo un po' la nostra Angie, vediamo un po' di rispondere alle domande delle nostre amicizie. Un attimino, prego, che dobbiamo rimetterci in posa, per le domandine, per rispondere alle nostre amicizie. Mi raccomando, mettete il nome e la data di nascita, perché sennò le domande sono irricevibili. Vediamo un po' la prima domanda della nostra amicizia. Togliamo qua, mettiamo questo. Un attimino che vediamo. Angie,
Buongiorno Marietto, vediamo qua la prima domandina dalla nostra Angie, nostra amicizia, cosa dice? Buongiorno Marietto, vorrei sapere se Gianluca vorrei rivedermi. Angie però, ecco, Angela dell'82. Allora, abbiamo qui una situazione, se ho capito bene, Angela dell'82, 23 febbraio, e il nostro Gianluca dell'85. Una domanda Angie, già che ci sei, ma avete avuto una relazione o solamente è un'amicizia così che hai conosciuto? Se vuoi mettere una notazione in più così che la domanda, sia più la risposta sia più performante, eh. Vediamo un po' comunque. Vediamo se la Angie dà delle informazioni in più e intanto vediamo se il nostro amico vuole rivedere, la nostra Angela, il nostro Gianluca. Ma sembrerebbe che ci siano delle valide prospettive, quindi vedo che c'è una grande possibilità. Vediamo un po' con le sibille cosa ci dicono Angela. Ecco, Angela giustamente fa una bella annotazione, dà un aiuto alle sibille per vedere se c'è questa possibilità di rivedersi. Il nostro Gianluca dell'85 e Angela dell'82. Vediamo un po', sibille, ditemi se c'è questa possibilità per Angela. Al taglio, vediamo cosa dice. Beh, casa e diciamo che il taglio non è esaltante, perché vedo che c'è una situazione in cui molto probabilmente c'è stato del nervosismo. È ambivalente, perché vedi c'è nervosismo, ma c'è anche la casa. Quindi ci sono 2 situazioni un pochettino quasi agli antipodi. C'è, una situazione che qualcuno ha detto tutto contrario di tutto e invece c'è la casa, il porto sicuro, il posto dove si vuol costruire qualcosa di interessante. Quindi siamo ancora 50-50, 50-50. Non è ben chiara la situazione in cui Gianluca vorrebbe fare un passo. Molto probabilmente o è stato consigliato o ha un attimo di nervosismo, però nel cuore c'è qualcosa di importante, sembra che ci sia qualcosa di importante nel nostro Gianluca. E intanto vedo anche che la nostra Hildegarda ci saluta. Vi ricordo che Hildegarda è una delle più brave, è la più brava sibillologa italiana. Vi ricordo che alle 21:15 lunedì e venerdì avete la possibilità di avere le sibille gratuite con la Hilde. O se no sapete che potete contattarci in privato. Bene, facciamo un passo per la Angie, andiamo avanti e facciamo per la nostra Angie. Allora, la situazione com'è Angie? La situazione è piuttosto nel passato vedo che c'è stato sicuramente dell'interesse, però forse era un interesse un po' nascosto, perché vedi tu eri molto motivata, c'era anche qualche interesse importante, però vedo, qui la prigione sembra quasi, no, che, ha fatto un passo avanti e 2 indietro, Sembra che Gianluca un po' era, tra virgolette, motivato, perché vede che sei una persona valida, una persona che si dà, una persona anche, fisicamente entusiasmante per lui, però vedo che ci sono dei blocchi nascosti. Forse per una vecchia fiamma, vedi qui c'è la vecchia signora che sta a indicare la vecchia fiamma. Poi andiamo avanti. Nel presente cosa succede? Allora, qui c'è il mercante. Il mercante è sempre una persona che valuta, guarda, scruta, analizza, un po', tra virgolette, delicato, o meglio, non delicato, ma un po' tirchio nei sentimenti, però nello stesso tempo Gianluca vediamo che è molto motivato, molto probabilmente fra un po' ti contatterà. Qui vedo te in una posizione che stai in un certo senso
aspettando, sperando, ma di qualcuno che sei innamorata. Adesso io non so se è questo Gianluca che ti ha fatto perdere la testa, Angela, o una persona, diciamo così, che che hai nel cuore nel passato. Quindi nella linea presente sembra che Gianluca è molto motivato nei tuoi confronti, però ci sono delle riserve, vedi? Delle riserve perché lui è un tipo che valuta molto e, come ho detto prima, ha visto che tu sei una persona che, vali, no, vali però, attenzione che lui è un tipo che gli piace più prendere che dare, questo è importante. Poi vediamo il futuro, Angela, vediamo un po' il futuro cosa si aspetta. Il futuro vedo che c'è una situazione fortunata che viene da lontano e non so se lui, perché dalle date di nascita sì, potrebbe essere anche lui. Vedo che c'è una persona, che, incontrerai, che viene da lontano. Non so se è proprio lui, però diciamo che sarà ben motivato. Ma attenzione, ci sarà un blocco, vedi? Nascerà sicuramente qualcosa che non quadrerà e vedo che lui cerca di, risolvere la situazione. Poi vedo che però la situazione sembra che lui, pensandoci bene, la risolva e quindi vediamo l'allegria, Quindi il risultato sembra che lo porti a casa. Vediamo un po' però il finale, vedi? Il sacerdote, il ritorno, il messaggio, la speranza. Quindi siamo partiti da una situazione in cui nel presente lui, ha analizzato bene la cosa e vedo che è molto motivato nei tuoi confronti. Vedo che sicuramente fra un po' riceverai dei messaggi e anche perché tu sei una donna forte e lo ami. Poi abbiamo visto che verrà un colpo di fortuna, lui si attiverà molto nei tuoi confronti, però vedo, che poi ci sarà un blocco, però vediamo un po' come va a finire. Allora, sembra che vi incontrerete, poi vi rilascerete, perché qui c'è un incontro, un ritorno. Potrebbe essere anche una persona che tu hai conosciuto nel passato, oppure e che ritorna, oppure lui che ritorna dopo un periodo un pochettino freddo. Quindi sicuramente riceverai, Angela, dei messaggi importanti, dei messaggi che fanno capire che c'è, ancora voglia di far qualcosa di importante e poi, cosa succede? Succede che c'è la speranza. L'Angela sarà una donna forte e, praticamente, in questo momento, avrai sicuramente, delle belle impressioni di questo Gianluca. Questa è una variante, una possibilità. Abbiamo altre possibilità? Sì, certo, perché potrebbe essere un ritorno di una persona con cui tu hai avuto magari anche più grande, perché a questo punto qui io qui vedo che tu ami una persona, stai pensando a una persona e questa persona la ritroviamo qui con un ritorno. Quindi potrebbe essere anche che con Gianluca, perché non conoscendo niente di Angela, la le variabili cambiano, nel senso che qui vedo che un colpo fortunato si farà tornare molto probabilmente da lontano una persona giovane. Poi vediamo che ci sarà un blocco e lui cercherà di risolvere la situazione. Ma io qui vedo che tu ami ancora una persona del passato, e quindi qui sembra ritornare una persona del passato che avresti. Quindi le porte sono 2: o questo Gianluca torna e quindi vuol dire che siete stati insieme, oppure tornerà una persona che in questo momento tu, non hai dimenticato nel cuore. Più o meno la situazione dovrebbe essere in questa direzione, anche perché con Gianluca nel passato c'è stato sicuramente qualche blocco e tiene qualcosa di nascosto, Potrebbe poi vediamo qui ancora nel passato, vediamo questa persona grande, che potrebbe tornare, Quindi diciamo che Gianluca è a metà guado, potrebbe esserci lui, e quindi vuol dire che starete insieme e poi ritornerà, oppure può essere che nello stesso tempo che con Gianluca si aspetta che entri, tornerà una persona che, molto probabilmente, hai già conosciuto e con cui hai avuto un momento di freddura, ma vedo che poi, vedi nelle ultime 3 carte, c'è una riapertura. Bene, cari amici, vi ringrazio di aver seguito il vostro Marietto. Noi ci vediamo come al solito
alle 11:20 grazie di avermi seguito. Vi ricordo gli appuntamenti con, la nostra Hildegarda il lunedì sera alle 21:15. Il prossimo Marietto sarà sempre con voi lunedì e venerdì, quindi metto qui gli orari di Hildegarda. Il vostro Marietto, invece ci sarà, sempre alle 11:20 ogni, mattina, per chi vuol far delle domande, il Marietto qui. Bene cari amici, grazie di avermi seguito e di avermi tenuto compagnia. Alla prossima, ciao.